Buongiorno amiche e amici di BPTV e a tutti gli amanti del calcio dilettantistico. Io sono Stefano Lombardo e vi do il benvenuto allo stadio comunale di Palazzolo sull'Oglio. Oggi si sfideranno nel match valevole per l'8ª giornata di eccellenza femminile la Pro Palazzolo e la Riozzese. La squadra di calcio sta proponendo un ottimo calcio e grazie alle 7 vittorie conquistate nelle prime 7 giornate sta dominando il campionato a punti pieni. Dall'altro lato invece troviamo la squadra della Riozzese che, come possiamo vedere, è in tenuta rosa e nero, squadra in enorme difficoltà che si trova all'ultimo posto e in cerca dei primi 3 punti, squadra che però arriva a questo match forte dell'ultima vittoria dove è uscita con il primo punto, un pareggio. La squadra di casa scende in campo con Drera, Belotti, Mezzoli, Bonacina, Canobbio, Locatelli, Massussi, Mottinelli, Merli, Capelloni e Ronca. A disposizione di mister Bighe si trovano Pignaroli, Parsani, Vacchi, Forelli, Dalescic, Bissolotti, Piovani, Muraro e Algisi. Per la squadra ospite della Riozzese invece scendono in campo De Vincenzi, Cattivelli, Calabrò, Chiodaroli, Gatti, Asti, Stefanoni, Lusignani, Degli Esposti, Mainetti, 40 e a disposizione di mister Nucera, Panizza, Bavcic, Piccione e Silva. È tutto pronto per il calcio d'inizio, si aspettano le foto di rito. Al centro del campo adesso i due capitani che sono Locatelli con il numero 6 in maglia bianco-azzurra per la squadra di casa della Pro Palazzolo e invece Stefanoni con il numero 7 per la squadra ospite in divisa rosa-nero. Stretta di mano tra i due capitani e il direttore di gara. Squadra di casa della Pro Palazzolo che attaccherà da destra a sinistra dei vostri teleschermi in questo primo tempo, squadra ospite della Riozzese invece che attaccherà da sinistra a destra. Aspettiamo la disposizione in campo della squadra ospite che avrà anche il primo possesso della partita. Sul punto di battuta con il numero 9 c'è Sara Degli Esposti, classe 2002, pronta a dare il calcio d'inizio, partita che inizia in questo momento con la squadra ospite della Riozzese che fa girare la palla, quindi primo possesso per la squadra ospite che cerca subito una verticalizzazione. Buona l'apertura per il numero 11, 40, attaccata subito. Poi cercano 1-2, palla chiusa, ottima la lettura difensiva di Mezzoli, poi palla al numero 10, Capelloni che cerca una palla in avanti, palla recuperata da Degli Esposti che scombatte contro il capitano avversario, ha la meglio Locatelli che poi allarga ancora, palla girata sull'esterno, posizione di fuorigioco del numero 11 Massussi, classe 1995, 4 gol nelle prime 7 giornate. Calcio di punizione, battuto lungo, proprio Massussi alla deviazione, palla arriva, ancora palla lunga a cercare Merli, il bomber della squadra, allora palla recuperata per un attimo dalla squadra di casa, poi palla recuperata dalla squadra avversaria che è costretta con il numero 4 Chiodaroli a trovare il portiere De Vincenzi che va lungo, palla però recuperata immediatamente dalla squadra di casa che può provare ad avanzare con Ronca sulla fascia in mezzo a due, ottima giocata di Ronca che passa, palla in avanti, forse c'è un fallo a cercare Merli, chiusura difensiva di Gatti che però rilancia il pallone ancora in zona offensiva per la Pro Palazzolo, palla tra i piedi del numero 10 Capelloni che si gira, poi palla al numero 4 Bonacina, ottimo movimento di gambe, poi palla allargata sull'out di destra per il numero 5, il numero 15 scusatemi, Canobbio, no era Belotti con il numero 5, ancora palla centrale per il numero 4, ancora Bonacina, ancora allargare per il numero 5, ancora Bonacina, viene incontro il numero 10 Capelloni che però perde il pallone, allora ripartenza per la squadra ospite che prova ad andare lungo cercando Cattivelli che prova a lanciarsi in avanti, chiusa molto bene dalla retroguardia avversaria, allora ripartenza con Mottinelli nel cuore del centrocampo, cerca la palla larga per
una sua compagna, palla troppo sull'esterno, sfila via quando siamo al secondo minuto di gioco. Rimessa laterale in zona difensiva, 1-2 e rilancio verso il centro del campo, palla buttata però, e allora recupero della Pro Palazzolo con Bonacina che allarga per Belotti. Belotti dentro per Ronca, c'è un calcio di punizione trattenuta, quindi calcio di punizione in zona offensiva, il fallo del numero 7 Stefanoni, il capitano della squadra avversaria. Quindi primo calcio di punizione in favore della squadra di casa, che è pronta a mettere in aria un cross pericoloso. Potrebbe essere un'occasione importante per sbloccare il match. Si aspetta il fischio dell'arbitro che arriva adesso, palla giocata in aria a cercare Merli che non ci arriva, la palla che sfila su tutto l'auto, viene recuperata per un secondo dal numero 11-40, allora recuperata ancora però. Numero 11 Massussi si allunga troppo il pallone che sfila in rimessa dal fondo, se ne occuperà De Vincenzi, pronta a rimettere in gioco cercando un compagno. Palla rimessa subito in gioco, allora può ripartire la Rizzese dal basso, palla per ancora De Vincenzi su un rimpallo che può bloccare facilmente con le mani. È stata Chiodaroli ad essere stata attaccata molto alta da Capelloni. Rinvio lungo di De Vincenzi a cercare Cattivelli di testa che prova a prolungare per il capitano Stefanoni che va alla rincorsa del pallone, tiene il pallone in campo, cerca un numero, però palla di facile lettura per la retroguardia della Pro Palazzolo che rinvia con Canobbio alla ricerca della giocata di Capelloni che prova ad autolanciarsi, però facile la chiusura, era Merli, scusatemi, cerca di autolanciarsi ma viene chiusa molto bene la retroguardia. Allora palla recuperata per un attimo dalla Pro Palazzolo, adesso la Riocese può riorganizzarsi, retropassaggio in cerca di De Vincenzi che guarda la disposizione delle sue compagne e cerca un lancio lungo per Cattivelli, anticipo della retroguardia difensiva, e allora ripartenza ancora per la squadra ospite con Stefanoni, cerca Cattivelli, Mottinelli recupera, ancora si combatte in mezzo al campo, ne esce vincitrice Stefanoni che trova la compagna, bello il duello, palla poi lunga, recupera Merli che smista bene il pallone per Ronca cerca la palla dentro, recuperata molto bene, allora ripartenza per la squadra avversaria con Stefanoni che cerca la palla d'esterno da dentro, bella la chiusura di Mottinelli che poi fa anche ripartire la sua squadra, bella la giocata e decide saggiamente di tornare dal capitano con un pallone un po' scomodo, lo deve inseguire, però è brava, molto brava a trovare il compagno che è Bonacina, attaccata da due, Bonacina tamponata, ancora tamponata, rischia di perdere il pallone, palla rilanciata poi che può diventare buona per Mainetti, rimessa laterale in zona offensiva per la squadra ospite, se ne occuperà Asti con il numero 6 pronto a rimettere in gioco il pallone, dentro a cercare il numero 9, bella la giocata degli esposti che cerca Stefanoni che si gira la palla anche per calciare, prova ad inserirsi, chiusura ottima della difesa avversaria, allora Bonacina per la ripartenza, dentro da Merli che è brava a proteggere il pallone, si gira molto bene Merli sul destro, poi allarga la palla per palla poi girata sull'esterno per Massussi che deve lasciare perché è in posizione di offside per Bonacina. Massussi fa movimento, eccola adesso servita il numero 11, arriva la chiusura ottima della retroguardia difensiva della Riozzese che guadagna anche rimessa laterale. È stata Gatti a chiudere sul numero 11 avversario, palla rimessa in gioco da Asti. 1-2, ancora Asti sull'out di destra, vuole cercare in avanti un pallone, la palla è ottima ma viene recuperata per un attimo dalla Pro Palazzolo, poi combatte molto bene con il numero 14 Mezzoli, però perde il pallone, allora ripartenza, esce alto Capitan Locatelli che smista per Bonacina, da Bonacina a Capelloni, da Capelloni a Mottanelli può allargare per Ronca, bella la palla, forse sospetta posizione di offside, non secondo l'arbitro, finta di mettere la palla dentro, ottima la giocata, poi palla dentro ancora per Capelloni, chiusura della retroguardia avversaria e allora riparte Canobbio con la palla a tre piedi che torna addirittura da Drere, palla a tre piedi per il portiere della Pro Palazzolo, di nuovo palla giocata per Canobbio, davanti a lei Mottinelli, fa movimento anche Capelloni, c'è anche palla per Merli che è in posizione regolare che però sbaglia lo stop, ottima chiusura difensiva di Gatti. Asti
allora, da dentro palla sbagliata, Bonaccina per un attimo, si lotta ancora a centrocampo, Bonaccina ne esce molto bene, Bonaccina dentro per Merli 1 contro 1, Merli prova a passare, ottima chiusura della retroguardia difensiva, è stata Calabrò a chiudere tutto, poi Gatti dentro ancora per Stefanoni che vince il rimpallo, Stefanoni si infila, ottima scivolata difensiva, poi dall'altra parte si lottano, poi la palla alla fine arriva ancora a Gatti che prova a girare per degli esposti, palla lunga, Mottinelli con il piede, poi palla presa da Chiodoroli che viene attaccata alta da Ronca, deve allargare sull'out di sinistra, palla dentro poi per Stefanoni che fa sfilare molto bene sull'out di sinistra, prova a correre, a sfidare l'avversario dentro per Cattivelli, ancora Stefanoni, palla leggermente scomoda, ancora Stefanoni per Cattivelli che fa sbattere la palla contro Belotti, rimessa laterale in zona offensiva nell'out di sinistra per la Riozzese quando siamo entrati adesso nell'8° minuto di gioco. Palla davanti, ancora Stefanoni che cerca un cambio campo un po' sbilenco, brava Bonaccina nell'anticipo su Lusignani, poi palla dentro, ottima l'anticipo e la ripartenza possibile, la palla poi arriva al numero 11 Massussi si invola verso l'area avversaria, dentro a cercare Merlo, ancora Massussi, vince il rimpallo, Massussi centrale e poi rinvia prima occasione per la Pro Palazzolo quando siamo al 9° minuto di gioco. E non è finita perché Canobbio vince il rimpallo, poi palla dentro, palla che schizza fuori, Capelloni l'appoggia per Bonaccina, un'altra grande occasione, anche grandissima parata di De Vincenzi, quindi doppia occasione al 9° minuto per la Pro Palazzolo, 2 volte verso la porta, 2 ottime risposte dell'estremo difensore della Riozzese che è pronto adesso al rinvio, cerca la pallonga sbagliata però, palla per Capelloni che cerca la porta, passaggio per il portiere avversario, però ha rischiato molto la Riozzese in questa occasione, in questo frangente. Adesso De Vincenzi di nuovo pronto al rinvio, questa volta più profondo, a cercare sempre Capitan Stefanoni che prova a vincere il duello col numero 5 avversario Belotti che è costretta a rifugiarsi in rimessa laterale, quindi rimessa laterale di nuovo sull'auto di sinistra, se ne occuperà Calabrò che è pronta con le mani a rimettere in gioco il pallone, a cercare Cattivelli, palla che poi schizza per Lusignani, bella la girata, a cercare Gatti cerca la palla lunga che passa, e adesso attenzione perché c'è un'ottima occasione per il numero 11-40 che arriva fino sul fondo, scruta il movimento dei suoi compagni, palla dentro, ancora 40, anticipata molto bene da Mezzoli, poi non riesce Massussi a tenere il pallone in gioco, quindi dopo 10 minuti di partita, al 9° minuto c'è stata una doppia occasione per la Pro Palazzolo, ma la Riozzesi sta difendendo molto bene, anzi sta anche proponendo un buon calcio. Esposti per Lusignani che perde il contrasto con l'avversario, poi Merli chiusa molto bene da Gatti che rinvia a lungo a cercare Stefanoni, brava Canobbio che cerca sul di destra il numero 5 Belotti che propone per Ronca che salta molto facilmente l'avversario che è Calabrò, ancora palla dentro per Capelloni di tacco, ha cercato il compagno, non è finita, palla ancora buttata dentro, Calabrò spazza come può, Ronca probabilmente si accontenterà di una risposta laterale, no, tiene il possesso palla, poi viene tamponata dal terzino avversario, calcio di punizione, ha dato un'altra bella sgasata sull'auto di destra per la Pro Palazzolo, si stanno scambiando molto bene il pallone il numero 5 Belotti e il numero 16 Ronca che stanno trovando diverse occasioni potenziali, ma per adesso la squadra ospite della Riozzese si sta difendendo bene, a parte la doppia occasione appunto che è occorsa 2 minuti fa al 9° minuto con 2 tiri in porta, entrambi parati molto bene dall'estremo difensore De Vincenzi. Adesso calcio di punizione per Pro Palazzolo, palla al centro dell'area che sfila Merli, Massussi si gira e c'è un'altra occasione per la Pro Palazzolo quando siamo all'11° minuto. C'è stata deviazione, quindi il primo calcio d'angolo della partita è in favore della squadra di casa. È stata un'ottima girata del numero 11 che adesso ha in mano il pallone, si appresta a battere questo calcio d'angolo, il primo della partita. È stata lei a cercare la porta con un'ottima girata di sinistro che è stata deviata dalla difesa della Riozzese, quindi calcio di punizione per la squadra bianco-azzurra, palla dentro, ottima la chiusura, poi ottima prima occasione, Mottinelli ci prova, salvataggio doppio sulla riga, quindi un'altra occasione per la Pro Palazzolo, non è finita, Ronca
chiusa, fermata molto bene da degli esposti. Allora adesso la ripartenza dall'altra parte. Palla lunga, cercare degli esposti che prova a vincere il duello. Ottima la chiusura di Locatelli. Poi Bonaccina, Mottinelli che è andata vicinissima 2 volte. Doppio salvataggio sulla riga da parte di Gatti. Quindi altra grandissima occasione per la squadra di casa, che adesso sta spingendo sull'acceleratore. 1-2 tra Bonaccina e Mottinelli. Bonaccina cerca la palla lunga per Massussi, però era in posizione di fuorigioco, quindi si riparte dal calcio di punizione sulla 3/4 difensiva della squadra rosanero. Rilancio lungo, palla facile preda però di Mezzoli, poi ancora Massussi, molto bene la chiusura difensiva di Asti, poi a centrocampo lottano Lusignani che cerca la palla lunga, ottima per 40 che prova a correre su Mezzoli, più veloce Lusignani, c'è il centro degli esposti, palla dentro per lei e c'è l'autogol al 13° minuto per la Riozzese, che va in vantaggio con un autogol del numero 15 Canobbio, che si è buttata la palla da sola in porta. È stata un'ottima occasione della Riozzese, quindi bellissima la palla degli esposti sull'esterno per 40 che ha bruciato in velocità Mezzoli, ha messo in mezzo il pallone a ricercare di nuovo il numero 9, palla che è stata intercettata in modo erroneo però dalla difesa avversaria, che si è infilata da sola il pallone in porta. Quindi clamoroso a Palazzolo, è 1-0 Riozzese, quindi la squadra di casa è sotto 1-0. Adesso attenzione, c'è un'altra occasione degli esposti, protegge bene la palla degli esposti, cerca Lusignani, poi la palla arriva, forse c'è un colpo subito da Canobbio, poi ancora Lusignani allarga, Cattivelli dentro per Stefanoni, cerca l'1-2, Bonaccina si mette bene in mezzo, poi Ronca, bella la giocata di Ronca, c'è Merli che parte in posizione probabilmente irregolare, non è riuscita a stoppare bene la palla e allora recupera la Riozzese, che riparte da De Vincenzi che va a rilancio lungo, sbagliato però, palla recuperata per un attimo, ancora Ronca per Capelloni dentro per Massussi, ottima la chiusura di Asti, e poi ancora De Vincenzi lunga a cercare da questa parte 40 che sta facendo un'ottima partita, la tocca Bonaccina, la palla non è uscita, Mezzoli al rimpallo, poi Asti al rilancio lungo a cercare degli esposti, arriva prima Locatelli, poi Capelloni gira per Mottinelli, bella la giocata del numero 8 in mezzo a 2 a cercare Ronca sull'out di destra, Ronca rientra, ancora Mottinelli, si sovrappone anche Belotti, ignorata però 1-2 tra Mottinelli e Capelloni, Mottinelli, ottima la chiusura di Elisa Lusignani che mette la palla in out, quindi rimessa laterale sull'out di sinistra, se ne occuperà Mezzoli con il numero 14. Palla lunga, ottima la chiusura difensiva, allora degli esposti in attacco, brava Locatelli a chiudere, poi Bonaccina la lascia lì per Capelloni, ripartenza, ancora bella la giocata del numero 11-40 che sta mettendo in difficoltà la retroguardia avversaria, deve chiudere il capitano della squadra di casa, che deve concedere però la rimessa laterale, che batterà proprio Asti alla ricerca degli esposti, anticipata, poi palla rilanciata lunga, non palla facile di Belotti data a Drere che la ridà al numero 5, rischia qui la Pro Palazzolo quando siamo entrati nel 16° minuto del primo tempo. Attenzione perché c'è a terra il numero 11 della squadra rosanero della Riozzese, ovvero 40. Adesso c'è l'intervento dello staff medico per capire che cosa sia successo al numero 11, che è stata bravissima nell'1-2 con in occasione del gol del 1-0, poi bellissima palla messa al centro e probabilmente si è avuto un po' di fiato corto, quindi è stata aiutata dai componenti della panchina della squadra ospite. È stata fatta una grandissima giocata, appunto come dicevo, sul gol dell'1-0, anzi sull'autogol che ha portato
che sta mantenendo adesso in vantaggio la squadra ospite. L'autogol ricordiamo essere di Canobbio con numero 15, quella lunga, Ronca, palla ancora recuperata, però grande giocata in mezzo a due di Stefanoni che cerca poi la palla dentro, Mezzoli deve rinviare. Poi Gatti, bella la palla lunga per 40, ottima la giocata per degli esposti, le due combinano ancora degli esposti, chiusura, poi fallo. Una Cina, bella la chiusura ancora di Capitan Locatelli. Una Cina, bella la chiusura ancora di Capitan Locatelli che sta per adesso disputando un ottimo primo tempo, sempre molto brava nell'anticipo e nelle chiusure, poi fisicamente si sta facendo valere molto. Batte la calcio di punizione a cercare Canobbio. Canobbio, palla lunga per Ronca, palla non semplicissima, però poi Capelloni dentro a cercare Mottinelli che è bravo di petto ad anticipare, bella la palla per Massussi che parte probabilmente in posizione regolare, però si allunga troppo il pallone, un'altra buona occasione, Massussi non è riuscita però ad andare verso la porta e quindi De Vincenzi al rinvio a cercare Mainetti che mette giù la palla ma viene recuperata subito da Ronca, poi bella la giocata di Lusignani, calcio di punizione, forse l'arbitro poteva anche far proseguire l'azione perché Mainetti era riuscito a trovare 40 sull'out di destra, però calcio di punizione per la squadra rosanero, se ne occuperà Chiodaroli, pronto al rinvio lungo, Merli forse un po' troppo vicino ma non viene chiamata la distanza, quindi Merli, palla lunga, Locatelli brava di testa, poi Massussi in anticipo su Asti, cerca il compagno, poi ancora Chiodaroli, ottima chiusura, poi Mottinelli vince il rimpallo, attenzione la palla passa, è in posizione regolare, attenzione il numero 10, Capelloni 1 contro 1, Capelloni sul sinistro, Capelloni rientra, Capelloni De Vincenzi ancora, Merli la mette giù, Merli, deviazione ancora Capelloni e c'è una tripla occasione al 18° minuto per la Pro Palazzolo. Si sta salvando la squadra ospite in qualche modo. Rinvio lungo poi di De Vincenzi, però palla facile presa, Bonacina, Ronca sull'out di destra è salita a grandissime falcate il numero 5 Belotti che va fino sul fondo, palla dentro per Merli che la lascia lì, Merli la lascia lì. Ennesima grandissima occasione in questo primo tempo. Allora prova a ripartire la Riozzese con Stefanoni che però perde palla, poi Capelloni mezzo a due, chiusa molto bene da Stefanoni che prova anche a saltare il diretto avversario, non ce la fa, poi Canobbio per Ronca è in posizione regolare, allora Ronca per Mottinelli, Mottinelli allunga di qua ancora per Massussi, bravissima Asti, ottima chiusura difensiva, poi arrivano 40 che vince il rimpallo con l'avversario, allora 40, punta Mezzoli, 40 dentro per degli esposti, ottima chiusura di Locatelli, poi ripartenza Mezzoli, ancora per Locatelli, ripartenza, Locatelli può andare, Locatelli, palla dentro per Merli, funzione regolare, Merli ancora una grandissima occasione al 20° minuto, incredibile, è la quarta clamorosa occasione in 3 minuti per la squadra di casa che non sta riuscendo a superare un invalicabile De Vincenzi che in questi appunto primi 21 minuti ha veramente salvato la propria squadra in maniera anche clamorosa, forse anche fortuita, ma questa su Merli al 20° è proprio una grandissima parata. Adesso a terra Bonacina per lo scontro di prima, c'è stato forse un incrocio di gambe durante quest'ultima occasione. Comunque le giocatrici in campo nel frattempo si chiariscono tra di loro, si cercano di motivare a vicenda, bevono anche un po', perché comunque nonostante siamo a fine ottobre la temperatura è abbastanza alta, si sta bene, quindi in campo le giocatrici devono recuperare. Bonacina è ancora a terra, si rialza adesso, probabilmente appunto un incrocio di gambe con la giocatrice avversaria, si rialza aiutata dallo staff della panchina di Mr. Bighe
che adesso dà indicazioni alla sua squadra, esattamente come sta facendo l'allenatore Nucera dall'altra parte, che sta parlando con degli esposti, con numero 9 che sta giocando veramente un ottimo calcio. È ripartita intanto l'azione con il numero 8 Lusignani che allarga per Asti, da Asti a 40, cercata sempre sulla velocità, sull'allungo, perché è più veloce dell'avversaria di Mezzoli, che però riesce in una buonissima chiusura difensiva. Allora Mezzoli per Massussi, ottima la giocata del numero 11, poi dentro per Merli che scatta ancora in posizione regolare. Merli in aria contro Di Vincenzi, Merli! È gol del pareggio di Merli, il 12esimo in 8 partite, quando siamo al 22esimo minuto. Ha segnato Merli, un pareggio meritatissimo, era là da almeno 4 minuti che la squadra di casa stava premendo tantissimo sull'acceleratore. È scappata via il numero 18 a Chiodroli, che non è riuscita a rimanere dietro l'attaccante avversario, che l'ha superata in velocità e ha chiuso sul primo palo. Il gol dell'1-1, un gol meritatissimo che la squadra di casa ha trovato con un'altra grandissima giocata 2 del numero 11 e del numero 18 Massussi e Merli. E adesso è tutto da rifare per la squadra ospite dell'Ariocese, che era riuscita a trovare un vantaggio anche in maniera un po' fortuita, però era messa bene in campo nei primi 10 minuti, autogol che è arrivato al 13esimo minuto. E adesso siamo in pareggio quando siamo al 23esimo minuto, entrando nel 24esimo, e riparte l'azione con Capelloni che allarga su Bonacina, perde il rimpallo con 40. Allora Lusignani prova la palla dentro, Mottinelli chiude, ancora forse c'è fallo, infatti è così. Calcio di punizione nel cuore del centrocampo, fallo del numero 8 della Pro Palazzolo, Mottinelli sull'altro numero 8, Lusignani, quindi nella sfida tra i numeri 8 delle due squadre ne è uscita vincitrice la numero 8 di Rosanero. Allora Chiodroli lunga per Stefanoni, che di prima cerca degli esposti nella lotta fisica contro Locatelli, vince ancora Locatelli, poi Bonacina per Massussi prova ancora una volta a girarsi, scatta alle sue spalle Mezzoli, non servita, palla ancora indietro per Capitan Locatelli con il numero 6 che guarda il movimento delle sue compagne. Locatelli si abbassa e gioca. Canobbio lunga la palla a cercare Ronca, ottimo lo stop di Ronca che cerca ancora dentro la palla, colpisce Mottinelli che stava facendo una sovrapposizione, però è ancora brava Mottinelli. Poi Ronca per Capelloni che si gira molto bene e cerca Bonacina, da Bonacina allarga per Mezzoli, palla troppo indietro e quindi occasione sfumata. Intanto l'arbitro ferma un attimo il gioco per permettere al numero 4 bianco-blu di allacciarsi gli scarpini. E adesso si può ricominciare con la rimessa laterale di Asti che cerca 40, ancora Bonacina, ottimo il primo tempo del numero 4, ancora 40, in mezzo a 3, bella la giocata a cercare Lusignani contro Mottinelli. Lusignani arriva prima e allora Mainetti per far ripartire la squadra ospite. Mainetti si allarga Stefanoni, palla troppo addosso, cioè troppo centrale, non abbastanza esterna. Molto brava Belotti nella chiusura. Allora ripartenza, Ronca per Capelloni, dentro per Merli, ottima la chiusura di Gatti che concede però il secondo calcio d'angolo di questa partita in questo primo tempo, anzi in questi primi 26 minuti per la squadra di casa. Se ne occuperà Ronca che sta andando a recuperare il pallone, pronta a metterlo in aria per le sue compagne. In aria ci sono Merli col numero 18, abbiamo Mottinelli, c'è Bonacina, c'è Massussi. Ronca dentro a cercare la propria compagna, chiusura difensiva ottima, poi Massussi sbaglia lo stop, però non riesce a uscire bene la squadra avversaria. Continua l'azione, Ronca palla dentro per Capelloni che non trova l'impatto con il pallone e di conseguenza mette fuori, diciamo, fuori gioco le proprie compagne, che non si aspettavano che il numero 10 mancasse la palla. Questa era un'altra grandissima occasione, bellissimo il cross di Ronca sulla destra, però non è riuscito nessuno a correggere in porta. Allora ripartenza con Asti per
che perde la palla però la Riozzese, allora palla dentro, Merli non vince il rimpallo, allora Asti, numero 6, prova a partire, inseguita proprio da Merli, palla dentro, sbagliata, e allora Mezzoli, dentro per Capelloni, da Capelloni a Mottinelli, rischia un po', poi Canobbio per Capitan Locatelli che prova la palla lunga, errore, attenzione, partita, posizione irregolare, Ronca la mette dentro come può, troppo lunga. E allora Merli dall'altra parte la mette giù, Merli prova a rimettere in aria, arriva da posizione fuori gioco Ronca, forse palla dentro De Vincenzi sul primo palo, altra occasione per la squadra di casa quando siamo al 27esimo minuto. Ancora però blocca bene a terra l'estremo difensore della Riozzese che si sta distinguendo per un ottimo primo tempo. Adesso al rinvio a cercare una compagna, però trova Bonacina che lascia lì il pallone. Mainetti brava a far sfilare anche l'intervento di Capelloni, poi Mainetti vince il rimpallo proprio con Capelloni, poi palla girata molto bene da Lusignani prima a Gatti, poi palla lunga, Mezzoli bello l'anticipo, recupero, tiene in campo la palla ma la regala la Riozzese la Pro Palazzolo, e allora Asti 1-2 con Lusignani, palla sbagliata, ancora palla lunga di Capelloni che cerca un altro scatto di Merli che però deve un attimo rifiatare, ha scattato per la prima mezz'ora. E allora Chiodaroli per la ripartenza della squadra ospite, Ronca ad attaccare Calabrò dietro molto bene per De Vincenzi ancora per Chiodaroli attaccata da Capelloni, palla larga per Calabrò col tacco, bella la giocata per Stefanoni, ecco il capitano della Riozzese che vince molto bene, passa in mezzo a due, poi ancora Calabrò che cerca davanti Cattivelli, 1-3 degli Esposti, la presa degli Esposti che cerca Cattivelli, però viene colpita dal pallone, poi Mottinelli vince il rimpallo, ancora però Stefanoni che prova a passare con un tunnel, ancora Mottinelli calcia addosso a Calabrò, palla che esce in rimessa laterale sull'out di destra, quando stiamo entrando nel 29esimo minuto se ne occupa Belotti per Canobbio. Il numero 15, lungo a cercare Ronca che torna da posizione probabilmente irregolare, non è così, Calabrò chiude bene sull'out di sinistra, rimessa laterale sulla tre quarti offensiva per la squadra di casa che è pronta a mettere in gioco la palla. L'arbitro dice di tornare indietro di qualche passo, Belotti è pronta a mettere in campo il pallone, c'è il movimento di Mottinelli senza palla, cercata ma non trovata, brava la chiusura di Chiodaroli, poi ne esce molto bene la Pro Palazzolo, allora Massussi vince il rimpallo, Massussi ancora un'altra occasione per la Pro Palazzolo al 29esimo minuto, ancora brava De Vincenzi che però sbaglia il rinvio, allora Bonacina, Mezzoli rientra sul destro, Mezzoli dentro per Capelloni che cerca Massussi, Gatti chiude molto bene alzando però la palla in campanile praticamente rischiando di regalarla a Bonacina, arriva poi Asti che di testa prova a ripartire ma non riesce, Capelloni tocca il pallone però lo manda fuori in out, quindi rinvio dal fondo per la squadra ospite. Se ne occuperà ancora De Vincenzi. Quando siamo entrati nell'ultimo quarto d'ora del primo tempo ci sarà sicuramente del recupero dati le due interruzioni per le assistenze mediche richieste dalle due squadre. Allora parte dal basso la squadra della Riozzese con Calabrò attaccata da Merli molto alto, costretta da Davide Vincenzi che ridà la palla a Calabrò, scusatemi, sull'attacco di Merlo, però deve concedere la rimessa laterale che batterà Belotti, si avvicina Mottinelli, c'è lì Ronca che riceve il pallone, Ronca 1-2 con Belotti che cerca subito la palla al centro, molto bene la chiusura di Chiodaroli, poi ancora Ronca, ottimo la chiusura, prova a passare, viene chiusa però riesce a ritrovare Belotti, la palla sfila, Bonacina calcia male, palla diventa buona per Merlo che cerca Massussi che si cespica un po' con la compagna Capelloni, tiro troppo centrale, quindi può bloccare facilmente De Vincenzi che gioca corto per Asti va lungo a cercare 40, ottima la chiusura di petto di Mezzoli che sta prendendo le misure dopo i primi 10 minuti in cui 40 è riuscita a sgasare parecchio sull'out di destra, è riuscita a prendere le misure al numero 11 rosanero. Asti lungo a cercare degli esposti, ottima chiusura ottima protezione, poi la palla arriva a 40, bella la giocata in mezzo a 3 di 40 che cerca la palla dentro, Mottinelli rinvia lungo per Merli, ottima protezione della palla, Merli poi per Bonacina allarga per Ronca, 1 contro 1 con Calabrò, Ronca
Ronca dentro a metà strada tra Merli e Massussi, chiude Chiodaroli. Poi Stefanoni per la ripartenza, ottima la giocata del capitano, ancora per il numero 4, per Cattivelli che fa sfilare il pallone che Stefanoni non può tenere in campo, ma c'è stata una deviazione di Canobbio, quindi rimessa laterale per la squadra ospite dell'Ariozzese quando siamo entrati nel 33esimo minuto di questa prima frazione di gioco, risultato sempre sull'1-1. Allora qua Cattivelli prova a tenere il pallone, rilancio lungo, Chiodaroli l'anticipo con Ronca che prova ad andare a chiuderlo. Attenzione perché il retropassaggio non è più un'opzione perché arriva Merli. E allora Chiodaroli è obbligata a fare una giocata e la fa molto bene calciando il pallone addosso a Ronca. Comunque ricordiamo il punteggio su 1-1, fermo sull'1-1. In vantaggio passata all'Ariozzese, la squadra ospite in rosanero con autogol sfortunato di Canobbio, numero 15 della squadra di casa. Il pareggio invece è arrivato dalla solita Merli che arriva a 12 gol in 8 presenze. Palla lunga, Mezzoli, ottima la chiusura, Capelloni, poi Merli, ottima palla di Merli, ancora una volta per Massussi che di qua sta facendo quello che vuole. Massussi crossa al centro, troppo facile per De Vincenzi che blocca a terra e spegne così le speranze di gloria della squadra di casa. E allora rinvio De Vincenzi lungo con i piedi a cercare degli esposti, regalata a Bonacina che però sbaglia lo stop. Poi Mottinelli tocca il pallone a Lusignani e poi ottima che quanto si combatte in mezzo al campo, ne esce 40 che però sbaglia il pallone. Allora Merli sempre ottima la protezione, poi Mottinelli può allargare sul lato di destra per Ronca, palla sul destro, Ronca rientra sul sinistro, ottima la chiusura di Stefanoni che prende anche un colpo. E allora la ripartenza palla su per degli esposti che è bravissima a tenere la palla in mezzo a due, grandissima giocata. E allora Mainetti, attenzione perché è un 3 contro 5, Mainetti palla dentro a cercare Cattivelli, palla troppo lunga, esce facilmente Drere che fa su il pallone. Quando stiamo per entrare negli ultimi 10 minuti più recupero, attenzione perché viene richiamato il direttore di gara perché è rimasta a terra nel contrasto è rimasto a terra con il numero 7 il capitano dell'Ariozzese Stefanoni nel contrasto con Mottinelli. Intanto le giocatrici di entrambe le squadre ne approfittano per bere un po', per parlare anche con i rispettivi allenatori. Squadra di casa della Pro Palazzolo, ricordiamo essere prima in campionato con 21 punti prima di questa partita, guadagnati in 7 partite, 7 vittorie contro Doverese, Crema, Mantova, Fiamma Monza, Bresso, Tabiago e Accademia Milano. Con questa partita si ritroverebbe al primo posto per il risultato che in questo momento è sull'1-1 a 22 punti, quindi 7 vittorie e un pareggio. Mentre per l'Ariozzese questo al momento sarebbe il secondo punto in classifica, dato che si trova a ultima al 16° posto, appunto con un solo pareggio guadagnato proprio nell'ultima giornata contro il Bresso calcio femminile. Le altre 6 sconfitte invece contro Varese, Campo, Doverese, Varese, Como, Doverese, Crema, Mantova e Fiamma Monza. Quindi è un risultato un po' che in pochi si potevano aspettare, perché comunque questa è una partita che vede la prima della classe contro l'ultima, quindi una partita agli antipodi della classifica. Però al momento nei primi 35 minuti si è vista sostanzialmente un buonissimo approccio alla partita della squadra ospite, che nei primi minuti ha reso difficile la vita alla squadra di casa. Poi la Pro Palazzolo è salita in cattedra, ha avuto 3-4 occasioni nell'arco di pochi minuti tra il 18° e il 22° minuto. Poi dopo aver trovato il gol proprio il 22° minuto ha avuto un altro paio di occasioni, ma poi per il resto c'è stata tanta lotta a centrocampo ma poche occasioni. Adesso riparte dal basso la Pro Palazzolo col portiere Drere per Canobbio, ancora Drere, si abbassa Mezzoli, però Drere deve trovare un'altra linea di passaggio perché questa è chiusa, e allora cerca una palla un po' troppo telecomandata per Belotti, un po' complicata anche, rimessa laterale, regalata dall'auto di sinistra alla squadra ospite dell'Ariozzese. Ricordiamo Ariozzese in maglia in tenuta rosa-nero, invece squadra di casa della Pro Palazzolo in tenuta bianco-azzurra. Proprio la Pro Palazzolo prova a
sputare fuori il pallone che viene recuperato da Chiodoroli. Ottima la giocata su Capelloni, poi ancora per Calabrò, cerca lei la palla lunga per degli esposti, grande giocata degli esposti a cercare il Capitan Stefanoni. Ottima la chiusura di Canobbio, poi Merlo calcia addosso al numero 7, la palla non è uscito, Ronca la tiene in campo, fallo però di Calabrò e calcio di punizione, quindi sul lato di destra può ripartire la Pro Palazzolo, batte Belotti a cercare Canobbio, largo per Capitan Locatelli che di prima da dentro a Spinacina, palla non semplice da Bonacina, palla lunga per Ronca ancora una volta a sfidare Calabrò. I due esterni della Pro Palazzolo hanno sfidato tantissimo i terzini laterali della squadra ospite, hanno quasi sempre vinto soprattutto in velocità, però qua poche idee, palla buttata lunga, sia Merli che Capelloni venivano incontro, palla nel vuoto che De Vincenzi recupera e fa sua. Quando stiamo per entrare al 38esimo minuto, allora De Vincenzi rimette in campo il pallone per Gatti, che prova ad andare da Asti, che non riesce nel controllo. E allora c'è una rimessa laterale in favore della squadra di casa della Pro Palazzolo, che batterà Mezzoli. Lunga a cercare Massussi, ottima protezione del pallone. Massussi forse c'è un pestone, 40 perde la palla, però Bonacina dentro, Asti chiude bene. È stato un pestone ricevuto da Massussi, numero 11, che adesso si sta mettendo a posto lo scarpino. Batte subito Mezzoli a cercare Merli, che però sbaglia il controllo, allora 40. Ottimo il ritorno di Massussi, 40 non vuole far fallo, Massussi prova a passare in mezzo a due. Ottimo, a centrocampo si sta lottando tantissimo. E allora appunto Lusignani e Bonacina lottano, poi il numero 8 palla per Ronca, ancora palla dietro per Capelloni che calcia addosso ad Asti, ottima chiusura, è stata bravissima Mottinelli nella giocata, poi Mezzoli attacca altissimo 40 e allora Asti, che probabilmente ha appena salvato la propria squadra, calcia addosso a Mottinelli e c'è la rimessa dal fondo per numero 1 l'estremo difensore della Riozzese, che sta giocando un ottimo primo tempo, ha salvato spesso la sua squadra anche in occasioni di 1 contro 1. Ricordiamo l'occasione al 19esimo minuto per Merli, che ha calciato addosso al portiere avversario, però c'è stata una grandissima posizione della porta. Allora De Vincenzi però sbaglia nuovamente il rinvio. Ronca, Mottinelli dopo il tocco di Belotti, Mottinelli dietro per Canobbio, allarga per Belotti di prima, ottima palla dentro per Capelloni che fa una finta bellissima e allora Merli si invola verso la porta avversaria. Merli è il 2-1 quando siamo al 39esimo minuto, ancora Merli, doppietta del numero 18 del bomber della Pro Palazzolo, che sale a quota 13 gol in 8 partite. Merli Luana, classe 1987, 36 anni per lui, grandissima stagione per adesso, le prime 8 partite appunto ha messo a referto 13 volte il suo cognome, gol del 2-1 e la Pro Palazzolo meritatamente si ritrova in vantaggio. Dopo però un ottimo inizio della Riozzese, che sta comunque giocando molto bene, ad esempio palla ottima di Lusignani per 40, buona la chiusura di Locatelli, poi degli esposti, bella la giocata ancora per 40 che prova a scattare sull'esterno di destra, ottima la chiusura del capitano, il numero 6 della Pro Palazzolo, ovvero Angelica Locatelli. E allora rimessa, se ne occuperà Asti sull'out di destra a cercare degli esposti, che fa sportellate, perde palla, Bonacina, ripartenza, Capelloni, Massussi può ancora una volta sprigionare la sua velocità, Massussi con Asti che però le sta molto bene dietro, Massussi dentro, palla ottima per Ronca, grandissima chiusura, ma c'è il primo calcio, c'è il primo cartellino giallo per il numero 6 Asti, per un fallo a centrocampo. L'arbitro ha lasciato proseguire l'azione, la palla ottima di Massussi non è arrivata a destinazione tra i piedi di Ronca, che si sarebbe involata 1 contro 1 di nuovo con il portiere avversario, ma l'azione non si è concretizzata, quindi fallo, calcio di punizione e giallo. Tanto qui ha ribattuto troppo velocemente Locatelli, l'arbitro fa ripetere, adesso fischia, Locatelli può rimettere in campo il pallone. Lungo il lancio per Mottinelli che cerca la sponda di testa per Merli, palla
troppo lunga e sbagliata, quindi rinvio dal fondo nuovamente per De Vincenzi, che batte ancora corto per Calabrò. Calabrò va lunga, ottima la palla a cercare Mainetti, però la palla viene sputata fuori da Belotti a cercare Capelloni. Gran giocata di Chiodoroli, che sta giocando veramente una buonissima partita. Poi Mottinelli, buona Cina, la mette giù per Capelloni che cerca Merli, la palla schizza, alla fine la palla viene coperta da Mainetti, 1-2, bello con Lusignani, e allora palla lunga, ottima, si può distendere l'attacco, attenzione perché sono 4 contro 3, Stefanoni è 1 contro 1 con l'avversario, Stefanoni, palla dentro, a cercare una tra 40 e degli Esposti, ottima chiusura di Mezzoli, che si era ritrovata da sola in mezzo a due, ma è stata bravissima a chiudere l'azione. Era una buona occasione offensiva per la squadra ospite. Allora Calabrò con le mani per Degli Esposti, attaccata da Mottinelli, Degli Esposti cade, forse c'è fallo, non secondo l'arbitro, palla recuperata, poi ripersa, attenzione al destro, in porta! Ed è il 2-2, incredibile, 2-2 al 42esimo minuto, grandissimo gol, veramente un grandissimo gol di Lusignani o di Mainetti. Grandissimo gol di Mainetti. Quindi grandissimo gol di Mainetti e di nuovo risultato in parità. Si è girata benissimo, ha calciato a giro, ha beffato Drere che non c'è arrivata. Quindi quando siamo al 42esimo minuto, anzi ormai 43esimo, c'è il gol del nuovo del pareggio. Attenzione, adesso Massussi vince il rimpallo con Asti, Massussi prova ad andare sul sinistro, Massussi, Gatti la chiude molto bene e c'è il terzo calcio d'angolo della partita in favore della Pro Palazzolo, che non ci sta a questo pareggio. Anche un bellissimo primo tempo, Massussi dalla bandierina, terzo calcio d'angolo, il secondo da sinistra, palla in area che spiove, Merli la gira e Gatti sul palo toglie il pallone, evita anche che esca e rilancia lungo a cercare Stefanoni. Addirittura la palla potrebbe diventare buona per Degli Esposti, infatti diventa buona per Degli Esposti che deve giocare la palla. Locatelli molto brava e attenzione perché adesso c'è un'occasione importante con Ronca che cerca Merli, palla troppo lunga, una buonissima occasione prima da una parte poi dall'altra, entrambe vanificate da degli errori personali. E allora De Vincenzi lunga a cercare Ronca, a cercare 40 che deve ancora una volta combattere contro Mezzoli. La palla non è uscita, allora Mezzoli ancora una volta contro 40, con il numero 11 contro il numero 14. Mezzoli deve poi rifugiarsi in rimessa laterale che verrà battuta dal numero 6 Asti, proprio sotto la nostra postazione. Asti cerca la palla lunga per Cattivelli, poi la palla schizza, Merlo di testa, Massussi calcia addosso a Lusignani, ancora Massussi, passa, fallo di Mainetti, quindi calcio di punizione. Massussi si sta muovendo benissimo, sta facendo quello che vuole. Quando siamo entrati al 45esimo minuto, 4 minuti di recupero segnalati dall'arbitro, con Locatelli pronta a rimettere in gioco il pallone, probabilmente andrà lungo, c'è il movimento di Massussi, no, decide di andare corto da Canobbio per Bonacina, lunga per Merli, bella la giocata, poi per Capelloni, c'è il taglio centrale di Mottinelli, non riesce ad agganciare il pallone che si spegne tra le braccia sicure di De Vincenzi, che è pronta al rinvio con i piedi, lungo a cercare una compagna. Mottinelli manca il pallone, Locatelli no, in anticipo su Degli Esposti, Locatelli, poi gran giocata, Ronca, ancora Locatelli, gran palla dentro a cercare Capelloni, chiusura ottima di Gatti, Capelloni fa anche fallo, calcio di punizione dentro l'area di rigore per la squadra ospite in rosanero. Se ne occuperà con il numero 4 Chiodoroli, pronto al rinvio lungo a cercare Degli Esposti, però la palla è regalata a Mottinelli che la mette giù ancora molto bene, dentro per Merlo, di prima bella la giocata per Capelloni che la allarga su Massussi che non va di prima, Massussi rientra, Massussi Mainetti chiude bene, poi Asti la butta fuori. Siamo entrati nel secondo minuto di recupero, Mezzoli
con la rimessa laterale con le mani per Capelloni. Capelloni dietro per Bonacina che cerca Merli, ottima chiusura di Chiedorali, poi Mottinelli in anticipo aveva fatto una bella giocata degli esposti, poi palla per Merlo che prova la girata, non riesce, Calabrò svirgola e allontana come può. Adesso ci sono Belotti e Stefanoni che seguono il pallone, palla che esce, rimessa laterale di nuovo per la squadra di casa. Belotti per Mottinelli, Mottinelli per Ronca, Ronca per Mottinelli, scambiano le due, poi palla lunga, sempre a cercare Merlo che stoppa bene il pallone, lo riesce a girare, ma è brava Ronca che però lascia lì la palla, Massussi prova a saltarla, Massussi se ne va, Massussi ancora una volta, Massussi dentro e non arriva nessuno sul secondo palo, nessuno a chiudere l'ottima giocata ancora di Chiara Massussi che da questo lato sull'out di sinistra sta attaccando tantissimo, sfidando tantissimo in velocità la diretta avversaria, ma non sta riuscendo ancora a trovare la via della rete. Allora Asti lunga la palla per 40, c'è un tocco di mano dopo lo stop col ginocchio, calcio di punizione allora in zona offensiva per la squadra di casa. Se ne occuperà Locatelli, chiede le distanze e Cattivelli allora si sposta. Stiamo entrando nell'ultimo dei 4 minuti di recupero concessi dall'arbitro. Calcio di punizione è un'ottima occasione, batte Capitan Locatelli, dietro rimangono solamente Mezzoli e Canobbio. E allora il calcio di punizione potrebbe essere veramente un'ottima occasione. Parte il numero 6 che cerca la palla direttamente verso la porta, la deviazione di Gatti che manda in angolo il quarto della partita per la squadra di casa, rischiando anche qualcosa, ma ottimo la chiusura in anticipo sul primo palo. In realtà quasi nessuno aveva tagliato sul primo palo, però comunque rimane un'ottima occasione. Quarto calcio d'angolo, il terzo da sinistra, il terzo di fila per Massussi che va in area a cercare direttamente la porta. De Vincenzi addirittura blocca il pallone quando mancano una manciata di secondi alla fine del recupero concesso all'arbitro. Vediamo se darà qualcosina in più. Sul rinvio di De Vincenzi potrebbe chiudersi il primo tempo, non è così invece. Palla lunga, Bonacina non la prende Mezzoli che mette giù la palla da Mezzoli a Capelloni, dentro ancora Mezzoli, cerca ancora Massussi, palla troppo lunga, esce De Vincenzi e su questo termina il primo tempo. Siamo sul risultato di 2-2, vantaggio per la squadra ospite al 13° minuto con un autogol, poi il pareggio di Merli al 22°, il 2-1 al 39° di Merli, poi il pareggio di Mainetti al 42°. Si chiude così una bellissima prima frazione che vede un risultato un po' a sorpresa, 2-2. Ci vediamo al secondo tempo.
Eccoci tornati per l'inizio del secondo tempo. Tra Pro Palazzolo e Riozzese ci sono stati dei cambi per entrambe le squadre, 2 per la squadra di casa e 1 per la squadra ospite. Intanto inizia la partita, sono entrati con il numero 17 Daleshik e con il numero 7 Muraro per la squadra di casa, che si attacca subito con Ronca, fallo del numero 16, è entrato il numero 16 invece della Riozzese. Palla lunga, attenzione dall'altra parte subito, attenzione all'occasione, palla dietro per Capelloni che fa una finta, Capelloni, e c'è subito la prima occasione per la Pro Palazzolo quando siamo al 45esimo minuto. È uscita con il numero 3 Calabrò, attenzione a Chiodaroli, ed è entrata con il numero 16 Silva, che adesso trova il numero 9. Attenzione qui, palla recuperata ancora, ecco con il numero 17 Daleshik, anche lei è appena entrata. Al posto di Mottinelli dall'altra parte è uscita invece Massussi con il numero 11 ed ecco con il numero 7 Muraro che prova a sfidare subito Asti, gran giocata del numero 7, poi palla dentro, facile la lettura, poi un errore, Merli appoggia per Bonacina che non calcia, Bonacina allarga per Ronca, chiusa da degli esposti, però ancora la ripartenza, ancora Ronca, 1 contro 1 con l'avversario, vince il duello fisicamente, ancora Ronca, si appoggia per Belotti che sbaglia lo stop, ottima la chiusura di Silva che trova Cattivelli, poi degli esposti non bene, Canobbio, bella la giocata del numero 15, poi Belotti qui sul lato di destra, Belotti ancora, c'è Ronca, chiusura ottima del numero 16, siamo partiti a 1000. Comunque ripassiamo un secondo i cambi. Uscita con il numero 3 Calabrò ed entrata con il numero 16 Silva per la Riozzese, per la squadra di casa della Pro Palazzolo invece fuori con il numero 8 Mottinelli, dentro con il numero 17 Daleshik e poi fuori con il numero 11 Massussi e dentro con il numero 7 Muraro. Mezzoli cerca subito il numero 7, brava Asti nella chiusura, deve però concedere la rimessa laterale, questo quando siamo al 47esimo minuto. Allora ricomincia da dietro la squadra di casa, palla lunga per Muraro che tiene bene in campo il pallone, ottima la giocata, ancora Muraro con il destro, cerca in mezzo Merli, eccolo il gol del 3-2, ancora una volta Merli, questo quando siamo al 47esimo minuto, ancora Merli, la tripletta per il numero 18, grandissima giocata di Muraro, invece è la tripletta per il numero 18 che sale a quota 14 in 8 partite, rimette subito le cose in chiaro la Pro Palazzolo che trova il terzo gol della propria partita, il terzo gol per il numero 18, intanto c'è un attimo di indecisione su chi debba battere il calcio d'inizio che va ribattuto perché non è stato fischiato dall'arbitro, non c'è stato il fischio del direttore di gara. Adesso c'è ed è il numero 7, il capitano, che gioca per Mainetti per Silva ancora per Mainetti che prova a giocare mezzo a 2, ancora Mainetti vince il rimpallo su Merli, ancora Mainetti perde questa volta la palla, recuperata da Bonacina, poi Merli per Daleshik, ancora Bonacina allunga per Merli che arriva prima, ottima però la chiusura di Cattivelli, palla arriva lo stesso per Muraro che prova a saltare l'avversario, prova a calciare, pallone troppo debole e tra le braccia dell'estremo difensore De Vincenzi che è stata battuta per la terza volta, ma questa volta una grandissima giocata, bella la palla del numero 7, poi per il numero 18, poi Merli sbaglia il rinvio direttamente in rimessa laterale. Tutto questo quando siamo entrati al 48esimo minuto, è partita fortissimo la Pro Palazzolo in questo secondo tempo, c'è stato probabilmente nello spogliatoio l'allenatore Bighe deve aver detto qualcosa alla squadra perché è partita in quarta la squadra di casa con un'occasione subito al 45esimo e il gol al 47esimo minuto. Quindi per la Riozzese c'era stato appunto il cambio fuori
il numero 3 e dentro il numero 16 Silva, tanto che palla lunga per Ronca, troppo. Numero 16 Silva, Sofia, di 15 anni, del 2009, schierata come terzino sinistro al posto di invece Calabro Irene, che di anni ne ha 21 perché è nata nel 2003. Allora De Vincenzi è al rinvio corto proprio per Silva per De Vincenzi che rilancia male, Ronca stoppa, Ronca dentro per Capelloni, bello l'1-2, brava Silva nella chiusura, poi rinvia non bene addosso a Capelloni che calcia però alto. Un'altra buona occasione sempre per la Pro Palazzolo al 50° del secondo tempo. Ci sono altri movimenti sulle panchine. È pronto l'estremo difensore della squadra rosanero a rimettere e lo rifà subito. 1-2 con il compagno, poi palla per Silva, attenzione, rischia tanto qui la riozzese. Silva, brava, Ronca poi degli esposti ad aiutare il compagno, ancora Silva che vince il rimpallo, rimessa laterale per la squadra ospite, sempre sull'auto di sinistra. Se ne recupera Silva che cerca Mainetti, chiusura di Bonacina che sta giocando una bellissima partita al numero 4, sempre corre su ogni pallone, sta lottando tantissimo sia con Lusignani sia con Mainetti, due centrocampisti della riozzese. Adesso Chiodaroli, numero 4 per la ripartenza. Silva cerca la palla lunga, cercare Asti che si è spostata dal ruolo di terzino destro al ruolo di punta insieme a Lusignani. Locatelli, Mezzoli, 1 contro 1 con 40, dentro per Muraro che è entrata benissimo in partita facendo subito un ottimo assist per la tripletta di Merli, poi Bonacina, ancora per Capelloni, dentro d'esterno a cercare Merli che non ha capito il passaggio, allora Chiodaroli rischiando tanto, non riesce a trovare sul lato di destra il numero 11-40, quindi di nuovo rimessa laterale per la squadra di casa con Muraro che ha ricevuto da Mezzoli, dentro per Capelloni per Bonacina per Mezzoli allarga su Muraro dentro ancora per Bonacina attaccata da 2, Bonacina passa ancora, cerca di intrufolarsi nel difesa ferrare, poi Muraro, palla ribattuta da Stefanoni che poi calcia fuori il pallone. Numero 7 il capitano della riozzese che sta disputando un'ottima prestazione da punta, ha iniziato da esterno, adesso si trova nella posizione in attacco insieme ad Asti. C'è stato un cambio di modulo particolare, ha visto Cattivelli, il numero 2, abbassarsi sulla linea difensiva e il numero 6 Asti che ha giocato il primo tempo sull'auto di destra giocare punta. Palla recuperata dalla squadra di casa. Ottima la giocata di Muraro per Merli che calcia in porta, un gol strepitoso ancora di Merli, poker personale del numero 18, ma questo è un gol spettacolare ricevuto ancora da Muraro, palla sul destro, rientra facilmente sul diretto avversario, tiro a giro imprendibile per l'estremo difensore della squadra ospite ed è il 4-2, il poker personalissimo di Merli. Adesso riparte la riozzese con Mainetti, quello che aveva trovato il pareggio sul tramonto del primo tempo, poi Stefanoni dentro cercato l'1-2, Muraro dentro per Mezzoli, dietro palla sbagliata, allora Asti può recuperare, Asti cerca il compagno, chiude bene ancora Bonacina, poi Dalescic allarga su Belotti, da Belotti a Ronca 1-2 chiesto, Ronca si stava autolanciando, l'arbitro ha fischiato calcio di punizione, forse poteva anche lasciare andare l'azione. Ronca che è stata tamponata da numero 9 rosanero degli esposti, la palla battuta subito da Belotti a Locatelli, forse l'arbitro poteva lasciare proseguire l'azione perché Capelloni si era praticamente autolanciato, è andato Belotti in mezzo a 2, fallo di nuovo ancora una volta del numero 9 degli esposti e allora calcio di punizione di nuovo sul lato di destra, Canobbio
per Capitan Locatelli, che gira rischiando qualcosa, ma trovando Mezzoli. Mezzoli dentro per Merli, che si è abbassata. Merli ancora per Mezzoli. Mezzoli cerca Muraro, la palla è lunga. Era una buona idea. Palla leggermente lunga. Il numero 7 ha provato a scattare sull'out di sinistra, ma non è stata in grado di riuscire ad evitare che il pallone terminasse fuori. Tanto riparte di nuovo l'Ariocese con Cattivelli per Gatti che svirgola un po', poi ancora Muraro, ancora una volta a combattere, ancora una volta Capelloni, Dalecic, Capelloni, bello l'1-2, ancora Capelloni per Dalecic che va in porta! Ed è una parata strepitosa di De Vincenzi che si allunga. Una grandissima parata quando siamo al 55esimo minuto. Una grandissima parata di De Vincenzi, era partito benissimo il destro dal piede del numero 17, ma c'è stata una grandissima parata dell'estremo difensore dell'Ariocese che salva quello che sembrava un gol già fatto dal 5-2. Ancora Muraro dentro, ancora De Vincenzi blocca in sicurezza e vuole far subito ripartire la sua squadra, ma non c'è grosso movimento. Allora De Vincenzi cerca di lanciare lungo per Stefanoni, il capitano allunga su Mezzoli, grande giocata di Stefanoni che poi riesce anche a rientrare. Stefanoni, c'è Mainetti, la palla è buona, Bonacina riesce solo a rallentare l'attaccante avversario e allora Chiodaroli rallenta un attimo, non c'è uno sbocco, lo trova adesso su degli esposti, attaccata forte da Belotti, ancora degli esposti. Palla che schizza, può diventare buona per Dalecic, bravo Mainetti, in mezzo a due, prova anche a passare, ancora si lotta a centrocampo, Capelloni ma poi arriva Chiodaroli, e allora degli esposti. Contrasto, rimessa laterale per la squadra ospite, quando c'è un altro cambio, esce il numero 6 Asti ed entra con il numero 15 Piccione, quindi cambio il secondo della partita per l'Ariozzese. Fuori appunto il numero 6 Matilde Asti, dentro con il numero 15 Piccione Aurora. Tanto si lotta a centrocampo, ecco proprio Piccione mettere giù molto bene il pallone, Locatelli spazza, attenzione perché Cattivelli è alle prese con Muraro che è fresca, ma Cattivelli è brava ad andare dall'estremo difensore che deve uscire, De Vincenzi attaccata, mamma mia che rischio su Muraro, ma se la cava in qualche modo il numero 1 dell'Ariozzese. E allora Cattivelli prova a far partire la sua squadra, da svirgola Locatelli, poi degli esposti, la palla arriva ancora a Stefanoni, degli esposti dentro, bella per Stefanoni, palla leggermente lunga, l'idea era molto buona, ma la palla è facile preda di Drere, il numero 1 della Pro Palazzola. Allora Dalecic in mezzo al campo, ottima giocata su Lusignani, poi Capelloni con tantissimo spazio, con tantissimo tempo dentro per Bonacina, lo scontro con Silva, rimane per terra il numero 16, c'è stato uno scontro durissimo, anche Bonacina ha preso l'ennesimo colpo della sua partita, infatti un attimo piegata sulle gambe, ma sembra essere in grado di poter continuare. Colpo sulla bocca dello stomaco, infatti fa fatica un po' a respirare il numero 4 che però sta riprendendo. Questo quando siamo entrati nel... palla lunga, copertura ottima di Gatti, poi De Vincenzi rischiando qualcosa, poi Chiodaroli attaccata altissima, Chiodaroli ancora per De Vincenzi che rinvia a lungo a cercare Mainetti che mette giù bene la palla, poi però la perde ancora per Bonacina che cerca Capelloni che era andato in avanti. Quando siamo al 13° del secondo tempo, Mainetti sbaglia, ronca un po' sulle gambe adesso la squadra ospite, allora Bonacina dentro a cercare Capelloni, brava nella chiusura Silva. E allora De Vincenzi al rinvio ancora lungo, ancora una volta a cercare degli esposti che lotta con Belotti, degli esposti Belotti e Bonacina, ne esce sempre il numero 4 di casa, poi c'è una trattenuta e quindi calcio di punizione quando stiamo entrando nel 14°, anzi nel 15° minuto del primo tempo. Allora Belotti
per Bonacina, attaccata alle spalle ma se la cava molto bene. Poi Canobbio per Locatelli, tanto è pronto un altro cambio per la squadra di casa. Locatelli va lungo, ottima la palla, bella l'idea ancora una volta per Muraro che punta ancora Cattivelli. Muraro centralmente per Capelloni, anticipata bene da Chiodaroli. Poi la palla un po' rischiosa di Mainetti, brava però De Vincenzi, ancora Mainetti attaccata da due, bella l'idea per Chiodaroli, bello l'1-2, esce molto bene la Riozzese e allora prova ad attaccare la Riozzese con Cattivelli, palla lunga, perfetta per 40 che prova a scattare, 40 in area di rigore, 40! E cioè la prima occasione del secondo tempo anche per la Riozzese. Quando siamo al 15° del secondo tempo. Allora palla ancora una volta recuperata, poi palla sbagliata però e allora si avventa Capelloni che cerca Merli, ancora una volta Merli va sul sinistro, Merli prova a metterla in mezzo, Cattivelli chiude molto bene, c'è calcio d'angolo, no, c'è rimessa dal fondo, la palla è rimbalzata sulla gamba del numero 18, quindi si ripartirà da una rimessa dal fondo. Battuta subito con Chiodaroli attaccata da Ronca, ancora per De Vincenzi che rinvia a lungo a cercare Mainetti o Silva. Mainetti, bella la giocata, che salta anche Ronca con lo stop. Poi Silva, eccola qua, prova a rientrare, Ronca chiude bene, poi trova bene Bonacina, attaccata forte da degli esposti. Poi Bonacina per Canobbio, ancora Bonacina, bella la giocata tra le due. Ancora Bonacina dentro di tacco, ha provato Capelloni, poi ancora Bonacina, le prende tutte lei a centrocampo. Adesso per Daleshic. Allarga su Mezzoli, dentro per Muraro, 1 contro 1 con Cattivelli. Muraro prova a passare, forse c'è un fallo, non secondo l'arbitro. Allora 40 per la ripartenza, Stefanoni ha un po' di tempo, un po' di spazio. Adesso arriva l'attacco di Locatelli, la palla però passa, attenzione perché 40 è più veloce di Mezzoli che sta arrancando dietro di lei. Ancora 40, prova il cross dentro, c'è una deviazione e il primo calcio d'angolo della partita anche in favore della Riozzese. Tutto questo quando siamo entrati nel 16° minuto del secondo tempo. Palla dentro, Daleshic la mette bene fuori, palla che esce, rimessa laterale, va battuto Lusignani, calcio d'angolo al centro. Proprio lei con le mani si avvicina a Cattivelli, probabilmente il numero 8 lascerà al numero 2, infatti è così, batte lei. La rimessa laterale. Cattivelli. La tocca per Lusignani che sbaglia il tocco di ritorno, poi la palla schizza in qualche modo su Piccione. Poi 40, si ritrova il pallone, palla dietro per Cattivelli che cerca in avanti un compagno, Locatelli chiude bene. Poi Capelloni prova a spizzare, la palla arriva in qualche modo a Merli che è bravissima nella giocata. Merli è partita Ronca, Merli gioca adesso per Ronca, il numero 16 avanza, prova a saltare l'altro numero 16, rientra Ronca 2 volte, poi Bonacina, salta secca Lusignani, Bonacina l'allarga per Muraro, avanza il numero 7, Muraro può andare fino in fondo, rientrerà probabilmente sul destro, è così, Muraro prova la palla in mezzo per Capelloni, la blocca a terra con facilità De Vincenzi. Un'altra occasione per la squadra di casa della Pro Palazzolo che ricordiamo essere in vantaggio per 4-2, tanto si sta scaldando col numero 21 Piovani pronta ad entrare. Intanto De Vincenzi al rinvio a cercare Stefanoni alle prese con Mezzoli deve tornare all'indietro cercando l'estremo difensore Drere che la gioca su Canobbio, attaccata alta da degli esposti, Canobbio brava a trovare sull'esterno Belotti, c'è Ronca che si fa vedere, si abbassa anche Capelloni ma si passa da Bonacina, padrona di questo centrocampo, poi Locatelli chiama la palla Ronca che però parte da posizione irregolare, la palla è lunga, la posizione è irregolare, tanto viene chiamato il cambio ancora per la Pro Palazzolo, esce con il numero 10 Capelloni ed entra con il numero 21 Piovani.
Ottima prestazione nel complesso del numero 10 che non è riuscito a segnare, ma ha proposto un ottimo calcio. Quindi tatticamente non cambia niente, Piovani si mette alle spalle di Merli con Ronca e Muraro sugli esterni, Dalecic e Bonacina a centrocampo, con una linea difensiva invece composta da Pelotti, Canobbio, Locatelli e Mezzoli, e in porta Drere. Proprio Ronca ancora su questo auto, molto bene la giocata, poi Bonacina decide di tornare indietro per Belotti ancora per Bonacina, sempre un ottimo controllo orientato per il numero 4 che la tocca all'indietro per Canobbio, da Canobbio a Drere allarga per Mezzoli per la nuova entrata Piovani, ecco il primo pallone della sua partita. Poi Dalecic ancora per Merlo che parte dalla sua metà campo, stop non semplice, poi in mezzo a 4 se ne va, calcio di punizione, c'è il secondo cartellino giallo ed è per il numero 8 Lusignani. Questo quando siamo entrati nel 20° minuto del secondo tempo. Locatelli allunga per Mezzoli, da Mezzoli a Muraro si fa vedere Dalecic, ecco il numero 17 che prova col tacco a restituire, brava Lusignani che però lascia lì la palla a Piovani che cerca una grande palla incrociata, brava degli esposti, poi ripartenza ancora degli esposti, dopo il tocco di Piccione ancora degli esposti, bella ancora la palla per Piccione leggermente lunga, esce bene il numero 15 Canobbio che vede sull'auto di destra Ronca, servita Ronca dentro per Merli si gira dall'altra parte per Piovani, c'è Muraro con tanto spazio da quella parte, Muraro prova la ripartenza, Muraro per Canobbio allarga per Ronca, 1 contro 1, Ronca prova un cross, non ha tagliato nessuno. Riparte la squadra ospite, ma poi perde ancora palla. Dalecic per il numero 4 Bonacina larga per Mezzoli calcia addosso a Lusignani, poi però Mezzoli si ritrova lì il pallone, adesso per Dalecic dentro per Merlo, bella la palla, Merli scusatemi, ancora cerca il cross e colpisce la traversa, incredibile, in tutti i modi Merli oggi sta trovando la porta. Quando siamo al 66° minuto, ancora Ronca, poi palla dentro per Dalecic che stoppa molto bene la palla, Dalecic non calcia, c'è Piovani che la rimette dietro, Dalecic ancora una grandissima parata di De Vincenzi, poi Muraro dentro l'area di rigore, Dalecic la palla gli rimane lì, calcia ancora addosso. Doppia occasione clamorosa per la squadra di casa. Adesso c'è un calcio di punizione in attacco. Quindi calcio di punizione che Dalecic decide di battere all'indietro. Allora Canobbio lungo a cercare Ronca, palla sbagliata, De Vincenzi esce, evita anche la rimessa dal fondo, blocca il pallone ed è pronta per far ripartire la squadra ospite. Dalecic al centrocampo combatte bene, ma la palla ritorna tra i piedi di Mainetti, da Mainetti a Piccione, ancora Mainetti, in qualche modo si ritrova la palla, Piovani prova a recuperarla, Mainetti gran giocata, calcio di punizione, l'arbitro va a dire qualcosa al numero 21, intanto Mainetti cerca la posizione più ottimale per battere, l'arbitro gliela indica, quindi qui è pronta il numero 10 della Riozzese a rimettere in gioco il pallone. Tutto questo quando siamo al 69° minuto, palla dentro, sbagliata. Quindi rinvio dal fondo con Drere che cerca Canobbio dentro ancora per Ronca,
in anticipo Silva molto bene, ma sempre Bonacina, una piovra oggi, il numero 4. Ancora per Canobbio, dietro per Drere, pronto al rinvio con il sinistro, colpisce molto bene, trova Piovani che mette giù una palla in modo perfetto e manda in porta una tra Ronca e Merli, forse Merli che arriva sul pallone, Merli salta anche il portiere, si allunga troppo la palla, Merli prova e ancora De Vincenzi, ma un'altra occasione quando siamo al 70° minuto. Praticamente le occasioni le crea dal nulla Merli, con una velocità, con la sua velocità riesce sempre a superare il diretto avversario. In questo caso era Cattivelli che non è riuscita a starle dietro, per sfortuna del numero 18, per fortuna della Riozzese si è allargata troppo allungandosi la palla e non è riuscita più a trovare la porta, ma un'altra grande chiusura della porta da parte dell'estremo difensore della squadra ospite. Calcio di punizione, Muraro va in mezzo, Danešek ancora la parata e poi palla fuori, un'altra duplice occasione per la Pro Palazzolo quando siamo al 70° minuto. Continua a creare occasioni da gol, ma continua a non trovare il quinto gol che probabilmente sarebbe meritato. C'è un altro cambio. Esce con il numero 11 40 ed entra con il numero 14 Bavcic Arianna. Quindi cambio, il terzo per la squadra ospite, che è pronta a rimettere in gioco la palla con De Vincenzi, che per la regala a Muraro, poi brava Chiodaroli che trova proprio una nuova entrata Bavcic, però è facile preda di Piovani, poi Ronca da saltare, ancora una volta Silva, forse si allunga troppo il pallone, si impegna per tenerla e fa un'altra ottima giocata, fallo di Silva, calcio di punizione. Tutto questo quando siamo al 73° minuto, c'è anche un giallo, il terzo della partita per il numero 16 Silva. Terzo cartellino giallo per la squadra ospite, tra le fila della squadra ospite. Questo quando siamo entrati oramai nel 73° minuto. Calcio di punizione, se ne occuperà Ronca che chiede le distanze. L'arbitro indica la via a Silva. Quindi calcio di punizione per la squadra di casa con Ronca pronta a mettere in mezzo, c'è tanto traffico in area, Ronca va dentro, chiude bene la difesa avversaria, attenzione perché c'è anche una possibile ripartenza ma la palla non viene stoppata, poi ancora Ronca, ancora una volta di qua a sfidare Silva che la chiude in questa volta molto bene. Pronta Belotti con le mani, out di destra, il numero 5, dentro, chiusura facile della difesa, ancora palla che viene messa dentro, poi sputata fuori da Gatti, brava Canobbio, poi Piovani rientra in tempo, poi Stefanoni non vince il rimpallo, calpesta il piede di Bonacina, che ha preso l'ennesimo colpo della sua partita, un'altra tacchettata, quindi calcio di punizione da posizione invitante, se ne occuperà il numero 6 Locatelli, il capitano della squadra di casa. Questo quando siamo al 73° minuto. Pronta Locatelli sul punto di battuta. Schiera la barriera, l'estremo difensore, c'è Ronca che è totalmente libera, infatti Locatelli cerca Ronca che di prima mette la palla dentro, se la sono tolta, non è riuscita Merli a correggere in porta, poi Piccione dall'altra parte a combattere, Canobbio la rimette dentro, Gatti chiude molto bene, poi la palla schizza ancora sui piedi di Locatelli che stoppa
ancora palla a cercare Ronca, grande palla, probabilmente parte dalla posizione regolare, non secondo l'arbitro, ancora Ronca, bisogno di uno sbocco, c'è Daleshik che finta di crossare, si sposta la palla sul destro, adesso crossa, deviato, Merli, lascia lì! E c'è l'autogol! Autogol! Quando siamo al 75esimo minuto, autogol della squadra di casa, della squadra ospite, scusatemi, in favore della squadra di casa, che trova così il quinto gol. Intanto c'è un altro cambio ancora per la Pro Palazzolo, esce con il numero 18 il bomber Luana Merli, autrice di una grandissima prestazione, 4 gol per lei oggi, entra invece con il numero 20 al Gisi Asia ed esce appunto con il numero 18 la bomber Luana Merli, che si prende gli applausi dei suoi tifosi. Intanto la Riozzese riparte 5-2 il risultato. Azione dall'altra parte degli esposti, provando ad andare in azione personale, ancora degli esposti, chiusa da Daleshik che vince facilmente. Palla lunga messa bene fuori da Bavcic, ma ancora attacca la squadra di casa, palla dentro proprio in cerca di Ronca, che si è spostata centralmente con Algisi, che invece si è andata a posizionare sull'out di destra dopo l'uscita di Merli. Tanto Stefanoni a inseguire il pallone con Belotti fa valere il fisico, brava la giocata per il portiere Drere, che sbaglia il rinvio, ma è sempre palla per la Pro Palazzolo. E allora Piovani, fallo di Cedaroli, calcio di punizione, palla subito lanciata lunga a cercare Algisi, che prova a scattare in uscita il portiere avversario, che esce bene e recupera il pallone. Tutto questo quando siamo entrati nel 77esimo minuto, rinvio lungo di De Vincenzi, palla recuperata, attenzione Piovani per Daleshik, ancora il numero 17 dentro, bella la palla per Ronca, vince ancora Bavcic 2 volte il contrasto, e allora Bavcic avanza, cerca sulla destra degli sposti, palla sbagliata, Mezzoli per Muraro fa girare Daleshik di prima, bella la palla per Mezzoli, un po' difficile da controllare perché la palla era leggermente indietro, lei stava correndo in avanti, non è riuscita a controllare il pallone. Tanto riparte di nuovo la Pro Palazzolo con Canobbio per Piovani, attenzione perché viene richiamato l'aiuto dell'arbitro, c'è la giocatrice della Riozzese che aveva accusato un attimo un problema, si tratta di Piccione, che adesso ritorna nella sua posizione di attaccante, palla che verrà riscodellata per la Pro Palazzolo e se ne occupa Piovani, che appoggia ancora per Bonacina, ha toccato un quantitativo di palloni impressionante il numero 4, larga per Algisi, da Algisi a Canobbio avanza, c'è ancora Bonacina che stoppa bene il pallone, da Bonacina a Mezzoli dentro per Ronca che sbaglia il pallone, allora ripartenza degli esposti, può ripartire ancora una volta uno contro tutti, sbaglia, Daleshik allora per la ripartenza, palla sull'esterno per Algisi, troppo lunga, bella l'idea, palla troppo lunga, ci ha provato, si è impegnato al numero 20 ma non è riuscita a recuperare un pallone troppo lungo datogli dalla sua compagna. Quando stiamo entrando negli ultimi 10 minuti più recupero di partita, ricordiamo il parziale recita Pro Palazzolo 5 Riozzese 2, tanto qua Mainetti perde la palla, Daleshik la recupera, Daleshik anche in posizione di tiro, Daleshik palla dentro per Ronca che non calcia, Piovani nemmeno, rientra sul sinistro, prova a cambiare il gioco, degli esposti chiude bene, allora Bonacina recupera la palla rischiando di perdere, la perde sul ritorno di Piccione e allora prova ancora la ripartenza la Mainetti
Belotti, Canobbio non viene saltata e Bonacina recupera di nuovo il pallone, sempre molto bene il numero 4 che torna dal portiere. Drere la rigioca per Belotti, da Belotti a Canobbio. Canobbio si muove al Gisi, non servita, cercata Piovani, da Piovani ora per Algisi che calcia male, un rimbalzo brutto del pallone, non c'è stata deviazione, quindi rimessa laterale in zona difensiva per la squadra ospite. Se ne occuperà Silva, da Silva l'ha sbagliata Algisi, vince il rimpallo. Algisi potrebbe anche calciare, invece allarga molto bene per Muraro, ennesimo 1 contro 1 di Muraro. Muraro vediamo se va sul destro, Muraro invece affonda sul sinistro, Cattivelli la chiude molto bene, gli fa rimbalzare la palla addosso e guadagna una rimessa dal fondo. Tutto questo quando siamo entrati negli ultimi 10 minuti di partita. C'è un altro cambio, esce con il numero 5 Belotti ed entra con il numero 3 Forelli, quindi fuori Belotti, dentro Forelli. Questo quando siamo all'81esimo minuto. Rinvio lungo, Mainetti sbaglia lo stop, Algisi recupera bene la palla, il numero 20 si gira su se stessa, sempre col destro, cerca Dalecic, la palla toccata dall'arbitro che ridà il pallone alla propria Lazzolo, con Dalecic che allarga la palla per Muraro, da Muraro a Bezzoli. Bezzoli si allunga la palla degli esposti, brava nel contrasto, poi deve coprire la palla 3-2, calcio di punizione, fallo di Mezzoli, errore del terzino sinistro numero 14 della squadra di casa. Tanto qui Drere ridà il pallone a Cattivelli che è a Bavcic che è pronta a rimetterlo in gioco. L'arbitro dice al numero 14 di tornare indietro di qualche passo. Adesso è pronta per rinviare il pallone, corto per Mainetti che sbaglia, Piovani perde il contrasto però, allora la lascia lì però Chiodaroli. Alla fine è proprio Bavcic che riesce a metterci una pezza, poi Lusignani perde il rimpallo, brava Dalecic, ancora in mezzo a 2, poi bella giocata di Dalecic per Bonacina. Bonacina si gira bene e cerca Canobbio, si è allargata Forelli chiama la palla Piovani, palla che non ha riusato Mironca che poi recupera la palla sull'errore di Bavcic, ancora Ronca, prova a buttarsi, Gatti chiude bene spazzando fuori il pallone che verrà messo in gioco da Muraro che cerca e trova Mezzoli, a Mezzoli e Bonacina ancora per Mezzoli, numero 14, finta e fa saltare degli esposti, palla per Piovani, bella la palla, Muraro, ancora 1 contro 1, vediamo dove affonda, Muraro ancora, bravo ad affondare ancora a sinistra, Muraro cross dentro, calcio d'angolo, il quinto in favore della squadra di casa. Questo quando siamo quasi all'84esimo minuto di questa partita, quindi manca poco alla fine di questo match, risultato sempre fisso sul 5-2, un autogol per parte, poi un bel poker di Merli, palla dentro tanto di Muraro, ancora calcio d'angolo, il sesto della partita in favore della squadra di casa. Ricordiamo il parziale 5-2, un autogol per parte, il primo che ha sbloccato la partita di Canobbio, il secondo in mischia di Lusignani che invece ha portato sul 5-2 il risultato, e in mezzo ci sono stati 4 gol di Merli per la squadra di casa e un gol molto molto bello invece di Mainetti. Tanto batte Muraro, cerca dentro di nuovo l'ennesimo pallone di Vincenzi, la lascia lì e poi la riprende, molto bravo l'estremo difensore che non è altissima, ci sono alcune giocatrici della squadra avversaria che sono più alte, ma lei è sempre brava a scegliere il tempo. Poi Stefanoni sbaglia lo stop, Algisi allora la gioca indietro, dal capitano Locatelli a Forelli, poi Dalecic ancora per capitano, poi Canobbio, lancio lungo a cercare Piovani che sbaglia a fare un colpo di tacco per servire al Gisi, manca il pallone, palla facile per De Vincenzi che finta di rilanciare subito per Cattivelli ed è pronta a rinviare lungo il pallone alla ricerca di un compagno, ma trova il petto dell'ennesima, il petto scusatemi di una
sempre presente Bonacina, poi al Gisi d'esterno, ancora per Muraro, ancora punta Cattivelli, questa volta dentro la palla, bellissima per Daleshic in area di rigore, Daleshic non calcia e poi Gatti deve anticipare il proprio portiere e regalare però il 7° calcio d'angolo della partita a favore della squadra di casa. Questo quando siamo entrati nell'86esimo minuto, quindi ultimi minuti, poi vedremo, ultimi 4 minuti di partita, poi vedremo quanti minuti di recupero darà il direttore di gara. Ancora Muraro, sempre lei della bandierina, ancora a calciare dentro, questa volta troppo corto, la lascia lì però Piccione, allora ancora Muraro, questa volta prova a cercare la porta, ancora Piccione a mettere fuori, poi sbaglia lo stop ancora e Muraro ha una terza opportunità per metterla dentro, Bavcic la lascia lì, poi destro deviato e c'è l'ennesimo calcio d'angolo. Questa però era un'occasione importante per la Pro Palazzolo all'85esimo minuto. Altro calcio d'angolo. Ancora Muraro, sempre lei. Sempre in area, questa volta va in porta. Questa volta l'opportunità sfuma subito. Quindi pronta al rinvio dal fondo l'estremo difensore della Riozzese. Questo quando siamo entrati nell'86esimo minuto. Indicazione intanto di Mister Bighe in favore della sua squadra. Allora degli esposti. Numero su Mezzoli che tiene in campo il pallone ma lo deve regalare di nuovo a degli esposti. Poi palla lunga per Piccione. In mezzo a due cerca il Mainetti. Arriva sempre Bonacino. Una grandissima prestazione del numero 4. Che cerca Algisi sull'esterno e la trova molto bene. Algisi c'è anche la soluzione di Forelli che però si ferma perché Algisi va via a Silva, cross dentro, ancora un'altra direzione, 9° calcio d'angolo della partita. Quando ci stiamo apprestando a entrare nell'87esimo minuto. 9° calcio d'angolo in favore della squadra di casa. Se ne occuperà Algisi con il destro. Parte il numero 20, palla tesa dentro per Bonacina che la gira ma non trova la porta, palla che si spegne abbondantemente sul fondo. Un'altra bella occasione per la squadra di casa che sta cercando di chiudere la partita con il parziale più ampio possibile. Al momento il risultato dice Pro Palazzolo 5, Riozzese 2. Tanto siamo in procinto di entrare nell'80esimo minuto. Intanto De Vincenzi rischia tanto, Bonacina fa finta di calciare ma si incespica da sola. Allora Lusignani le porta via la palla. È stata una lotta continua per tutta la partita. Poi brava degli esposti a saltare Mezzoli che sta soffrendo tanto la velocità delle avversarie. Poi Piccione, bello lo stop. Cerca ancora degli esposti che però si era fermata facile il recupero di Mezzoli. Ricordo Mezzoli classe 2005, alla sua quarta presenza oggi, ha giocato una ottima partita sul lato di sinistra nonostante abbia sofferto parecchio soprattutto nel primo tempo le giocate dell'avversario numero 11-40 che adesso non è più in campo, ha lasciato posto al numero 15 Piccione. Intanto fallo degli esposti, cartellino giallo, forse un po' anche di frustrazione per il numero 9. È il 4° cartellino giallo per la squadra ospite. Tutti praticamente arrivati nel secondo tempo, tranne uno arrivato nel primo tempo per Asti, per un fallo che ha fermato un'occasione, una ripartenza importante. Siamo negli ultimi minuti di partita. Piovani dopo il tocco di Locatelli, 1-2, ancora Locatelli, la larga su Mezzoli, che potrebbe anche cercare un compagno dentro. Mezzoli avanza. Mezzoli finta di crossare, rientra sul destro, cerca Piovani, bella la palla, Piovani stoppa la palla, Piovani in aria dentro per Daleshic! Eccolo il gol del 6-2, Daleshic all'89esimo minuto. Numero 17 trova il suo 9° gol, centrocampista goleador. Grandissima giocata di Mezzoli sulla fascia, bella la giocata di Piovani e Daleshic sigla il 6-2.
Stiamo entrando nell'ultimo minuto di partita. Ancora Daleshic, allarga su Forelli, palla corta Stefanoni, Forelli. Algisi, tunnel di Algisi su Silva, che la trattiene un attimo, calcio di punizione, fischiato dall'arbitro, che a breve dirà anche l'entità del recupero. Palla battuta subito da Forelli, che cerca Daleshic. Palla dentro, questa volta sbagliata, chiude Chiudaroli, poi ancora Daleshic in anticipo, no, arriva Piccione. Poi degli esposti sul lato di destra, ancora a rientrare bene, ce lascia lì per Lusignani. Lusignani ancora per degli esposti, che vuole puntare Mezzoli. Degli esposti prova a calciare addosso, non ne ricava nulla. L'arbitro da 3 minuti di recupero. E allora, ultimi 3 minuti di partita. Daleshic non riesce a stoppare il pallone, allora Bavcic dentro, palla sbagliata. Brava, il numero 15 Canobbio. Poi Gatti deve tornare indietro, una palla scomoda per De Vincenzi che viene attaccata alta da Ronca. De Vincenzi probabilmente cercherà una sua compagna, la cerca ma sbaglia. Algisi la lascia a Piovani che però non calcia nessuno, ci prova adesso Piovani, troppo alto. Però è un'altra occasione quando siamo al 90° minuto. Siamo dentro il primo dei 3 minuti di recupero. Pronta, arrivando al fondo De Vincenzi, sta aspettando che le venga servito il pallone e diciamo che si lamenta un po' per la mancata ricezione rapida del pallone. Tanto qua si perde tempo, quindi probabilmente l'arbitro darà una trentina di secondi in più. È pronta De Vincenzi che la calcia praticamente fuori, Forelli la lascia uscire e può controllare facilmente il pallone. La chiama la palla Daleshic, la palla gli arriva attaccata da Piccione. Daleshic ancora una volta, gran giocata di Daleshic che cerca poi Muraro, palla troppo lunga, troppo corta, scusatemi. Allora Galletti per Mainetti che si gira, attaccata forte da Forelli. Poi Forelli per Canobbio, Canobbio per Locatelli, il capitano. Cerca una palla lunga, bella per Muraro che stoppa bene il pallone. Daleshic, bella la palla, bella l'apertura per Mezzoli che la tiene. Mezzoli rientra su degli esposti, Mezzoli, c'è Piovani che si gira bene. Piovani dentro, gran palla per Ronca! Eccolo qua, il 7-2. Ronca al 91° minuto, al 92° minuto. Ronca trova il gol del 7-2. Si lamenta De Vincenzi con le sue compagne col pacchetto arretrato difensivo. Purtroppo nel secondo tempo non c'è stata partita. Occasioni e gol a profusione per la squadra di casa che trova il 7° gol di questa partita con il numero 16 Ronca che ha provato per tutta la partita a cercare la via della rete e ci è riuscita nell'ultimo minuto di recupero. Infatti l'arbitro probabilmente considererà una manciata di secondi in più per il tempo perso nella ricezione palla. Comunque ricomincia la partita con Cattivelli che è costretto a buttare fuori il pallone. Mezzoli, forse la squadra di casa cercherà un'occasione per segnare un ultimo gol. Daleshic protegge molto bene la palla, poi d'esterno per Canobbio. Da Canobbio a Locatelli. Locatelli dentro per Piovani, troppo spazio per Piovani, si è buttata dentro Bonacina. Ancora forza per correre, ancora fiato, Bonacina dentro per Algisi che la lascia lì. E questa è un'occasione ghiottissima. Finisce qui la partita sul punteggio di 7-2 con un'ultima occasione al 93° per Algisi. Partita che ha visto nel primo tempo una bellissima battaglia, un primo tempo molto bello, finito 2-2, poi nel secondo tempo è salita la qualità della squadra di casa, non c'è stata più partita, termina così la partita 7-2. Man of the match assolutamente Merli, numero 18, con un poker. Quindi finisce qui la partita, io vi ringrazio per essere stati con me e vi do appuntamento alla prossima partita.